Tako, dober večer, dobrodošli. To je del tipo armiamoci e partite, ne? Okay. Dobro, še enkrat dober večer. Zelo smo veseli, da ste v takem številu prišli na tale večer. To je pač danes, oziroma 8, ampak 6. maj je to dan, svetovni dan harmonike, ki ga tudi mi praznujemo. Če na hitro povem, to je bilo leta 1829, 6. maja, ko Cyril Demian pač patentiral prvo harmoniko, no? In potem je bil vse cel razvoj. Dunque, grazie di essere venuti qua in questo numero, inaspettato, bene, siamo molto contenti. E festeggiamo praticamente oggi la giornata della fisarmonica, che a dire il vero è il 6 maggio, perché nel 1829 del 6 maggio Cyril Demian a Vienna ha depositato il primo patente, il primo brevetto di una specie di fisarmonika dell'epoca. Torej, danes večer bomo pač je fešta, je praznik naših učencev, tisti, ki so komaj začeli, tisti, ki že igrajo, tisti, ki pa vseh let starosti in tako dalje. Res, da se družimo pa da počastimo ta dan. Torej, questa sera è praticamente una festa della fisarmonica, partecipano i nostri allievi, chi ha appena iniziato, chi forse non arriverà neanche in fondo, non è importante, di tutte le età, di tutti i livelli, diciamo, eccetera. Dobbiamo divertirci e veramente onorare questo nostro strumento. Ok. Torej, bomo začeli večer, otvorili večer, nam bojo tukaj brčinski kusi in nam bojo zaigrali Miheličevo Dekle iz Ribnice. Prosim. Pa naj se medtem pripravi Rok. Božič nam bo zaigral Dišali so tvoj lasje.
Zdaj na vrsti Blaž Muha, ki nam bo zaigral na Golici. Blaž Muha, Eci suonerà na Golici.
vrsti Oto in Lan, ena volta di Oto in Lan, ki nam bosta zaigrali Veselo Kamnik. Mattia Svettina in Lep Valček jesen. La volta di Mattia Svettina con il valzer autunno.
No, zdaj so pa na vrsti naši seniorji. To je dokaz, da lahko se glasba začne pri katerem koli letu. Ni samo stvar mladih in tako dalje, ampak se lahko pač nekdo zabava in uživa v glasbi per kateri koli letih. No. Allora, è il momento dei nostri senior. Dunque la musica non è una questione solo di giovani e di bambini, ma si può iniziare a tutte le età, è un bellissimo divertimento. Che ridiventano bambini, no? Sì. Basta che... Oh, mi raccomando! Che voce grave, cosa suoni? Le onde del Danubio. Come ti chiami? Paolo. Bravo.
Potevamo stupirvi con effetti speciali, vedi il ciuffo, vedi la maglietta e vedi anche la sedia, perché ho tanta di quella paura che non si vedrà se me la faccio addosso. Non avevo scelto una pronta. Un comodon. Ok. Dora lako. Io mi Bios, ne? Io mi chiamo Sergio, faccio il fotografo, mi vengono meglio le fotografie che suonare la fisarmonica, però in effetti, come diceva il maestro Zoran, è uno strumento veramente bellissimo. Suona vero, sta parlando. No, così la paura mi va via, intanto mi preparo. Vi suonerò una canzone, me l'ha data un mese fa questo bastardo. Me l'ha data un mese fa, però è una canzone bellissima a cui voglio molto bene. L'ho sentita la prima volta a Capodistria da una ragazza macedone, una ragazza bellissima, e infatti la canzone si chiama Makedonsko Devojče e racconta: c'è una ragazza più bella di una ragazza macedone? Vediamo. Due ragazze macedoni. Però ce n'è Gras dobro sbeži, Capito? Se non la suona bene, scappa questa ragazza. Vedere che metà a posto tutto. Vai. Vedere che metà a posto tutto. Avete il calcolatore? Te ne guardo, te ne guardo. Sì. Stesso mio Robin. Bene, zdaj na vrsti Franko Bologna. Franko. Pronti. Pronti? Allora. Suoneremo
mamma Juanita. Vorrei tornare indietro e Claudio Villa. Proviamo. Ok. Prego Lorenzo e Jan.
Sai che bello 30.000 euro di pezzi? Volete fumare l'ultima sigaretta? Dai, inizio io, dai. Come sì?
Torej, Kris in Nej, Kris in Nej in italijanski valček, Speranze perdute, lep italijanski valček upanja. Circolare.
Quartetto da coprire tutti, grazie. Torej, zdaj bo igral kvartet naše nižje srednje šole Srednji metod. Tukaj imamo Joel Ferluga, Matijas Furlan, Adam Biasoli in Jacopo. Jacopo? Ah, te sai, no? Vorrei igrarli dva comandi, quindi suonerà due brani. Il primo è Cinema Paradiso, ok, di Morricone. Morricone e il secondo è no, scusa, come il detto. Boh, il secondo lo contiamo dopo, dai. Sappiamo un attimo delle altre.
Doris, dai, tiriamo, protagonista. Joint le jazz. Roba del jazz. Torres Degli da malo pocivaio, quindi che Lori riposi un poco, Jacopo che non riposerà e farà sentire qualcosa. Jacopo, che possiamo dire? Yes, abbiamo il tico tico. Ne tico tico, tico tico,
Tako, in zdaj še zadnja dve skladbi, to se pravi Prelude fuga sol minore, Jožef Sebastian Bach in Šostakovič Tifar tu. Dobro.
Dobro, in zdaj, dokaj se pravi še večja skupina, bo še Matijas nekaj nam zaigral. Quindi finché si prepara il gruppo più grande, Mattias farà 2 note così. Come si grava? Chiedere Vlad. Così do. Dobro. Vamos prendere dire. No.
malo più sai. Dobro, in še orkester harmonik, bomo igrali dve skladbi, to se pravi melodija in Cinema Paradiso. Dai, il posto? Il postino. Sicuro? Sì. Bene, il postino. Dobro, no? La slišam trenutek. Kolobocje, ma Bog malje končano.
No, smo skoraj prišli do konca. Jaz bi povabil še finske klase, da pridete na oder, kjer bodo zaigrali še dve zaključni skladbi. Niente, siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo ancora Bercinski in Cusi che ci faranno due brani per finire la serata. Io vorrei ringraziare tanto i colleghi, Stefano e Maurizio, e tutti quelli che hanno suonato e soprattutto i genitori e i nonni che supportate insomma in questa attività nobile che è fare la musica. Neću bi se zahvalil še Mauricio in Štefanu za tale večer, seveda vsem prisotnim in bi se zahvalil vsem staršem, nonotem in vse, ki podpirate tamale in vse tako, da se ukvarjajo z glasbo, ki je res čudovitica. Tako, še dva, potem pa, ko končajo, bi povabil vse nastopajoče na oder, da se slikamo, poi alla fine, quando alla fine hanno fatto i brani, venite tutti quelli che hanno suonato, partecipato, venite qua che facciamo una foto. E alla fine... Andate a casa. No. E alla fine, magari ci date una mano che spostiamo le sedie, mettiamo i tavoli in mezzo, perché a quest'ora, quindi là è pronto. E quindi ci date una mano e facciamo un po' di festeggiamenti tutti assieme. Secondo me